364, 365, 366. Eh sì, quest'anno, il 2024, è un anno di 366 giorni. Mannaggia, anno bisesto, anno funesto. Ma sapete perché? Perché c'è l'introduzione dell'anno bisestile? L'anno bisestile è stato introdotto perché? Per colmare un vuoto temporale nel susseguirsi delle stagioni. Il nostro anno, che è l'anno del calendario gregoriano, infatti è fatto di 365 giorni. In realtà la Terra, quando si muove attorno al Sole, impiega 365 giorni, 5 ore, 45 minuti e una serie di secondi. Quindi l'anno bisestile è stato introdotto istituzionalmente per questo motivo. Anno bisesto, poi anno funesto, staremo a vedere e confidiamo nella buona sorte. Ciao!